ricordati che quando babbo ti dice una cosa non te la dice a caso. Babbo te la dice perché c'è il motivo di dirtele le cose. Tu non ci credi, mio babbo a me mi ha fatto iniziare a parlare quando avevo 28 anni. Ha detto: tu quando c'è gente estranea non devi neanche fiattare. E mi sembra che sia una cosa giusta. È la stessa educazione che mi trasmette a me mio babbo, te la trasmette a te tuo babbo. Ma siamo nel 1900. Mudu! Il barrato che da catte. Non devi. Ma sai che le famiglie per educare un figlio a volte spendono anche dei soldi per mandarlo in continente? E quando non possono in continente gli mandano a Nuoro e a Sassari, gli mandano fuori, gli mandano sempre. E io invece che ti posso educare scusa, perché mudu da Ponado, mudu da Ponado. E io invece che ti posso educare in casa mi do... perdoni se... Mamma mia, stai zitto! Buon uomo! Mi scusi. Buonasera, scusa. Mudu! Cosa c'è? Mi scusi, posso chiederle un'informazione? Sì, in fretta che sto educando mio figlio è arrivato in un'ora sbagliata. Mi dispiace, io vado a Tiligu, manca molto? Provi a fare un passo. E perché? E provi a fare per vedere a che velocità va. Boh, arrivato, ha visto? Ah, siamo a Tiligu? Siamo a Tiligu. Oh, lei risiede a Tiligu? Sì, sono di Tiligu. Bene, io vengo da Bademanna, posso chiedere un'informazione? Bademanna? Sì, Bademanna, 24 km da qua. Lo so. Io col carro ci impiego 4 giorni. Non esageriamo. E non esageriamo, ma i miei cavalli sono velocissimi. Senta, io qua a Tiligu cerco un tale di nome Antoni Cau, lo conosce? Cau. Dimmi. Mudu! Cammina, gira da qua. Ma, per favore, lo sto educando e me lo lasci stare, per favore. Mi scusi, ma stava a parlare... Forse... Porca miseria, ma è possibile? Girati, cammina. Bah. Antoni Cau, le dice niente questo nome? Antoni Cau. Guardi che è un ricco possidente. Qui siamo tutti ricchi possidenti. Guardi che abita in periferia. È tutto in periferia, abbiamo 4 case qui, cosa vuole? Che dite? A bestiame. Bestiame ne abbiamo tutti, che non ce l'ha nei campi, ce l'ha addosso. Come posso fare? Ma è possibile. Avrà sì e no una cinquantina d'anni. Ah, peggio per lui. Senta, io gli stavo Vabbè, se lei non mi può aiutare io vado. Gli stavo dicendo, io sto educando mio figlio perché è un disastro adesso. Sì. Su questa gioventù moderna è un macello. Giratemi! Qual è il problema? Il problema è che adesso lui comincia a avere 20 anni. Ha 20 anni? Ha 20 anni. Ah, un bel ragazzo, E così gli piacciono i ragazzi. È una domanda. Un apprezzamento così. Io non riesco a vedere la bellezza dell'uomo, chissà perché. Ma è un complimento per lei, dico, ha fatto un bel figlio, insomma, voglio dire, bello, sano. Sì, con tutti i sentimenti l'ha fatto. Girati da bravo, dai, girati, aiuto! Porca miseria! Neanche quando lo prendo alle buone, sai? Neanche quando lo prendo. Però adesso si è girato, hai visto? Gli stavo dicendo, sì. Adesso è difficile perché arriva il momento che gli devo spiegare le cose del sesso. Aia, è una cosa delicata, E come faccio io a dirgli che in paese circola questa cosa che usiamo per evitare che i figli nascano a gruppi? Non ho capito, cosa circola in paese? Cioè noi in paese sì. abbiamo un pezzo di camera d'aria. E perché? E come perché? È legata a nodo da una parte, stretto bene, e così non passa lo straniero. Un pezzo? Sì. Ma è sicuro? È sicurissimo, non ne passa neanche uno. No, dico, ma è sicuro che sia un pezzo di camera d'aria? Sì, lo so perché ce l'aveva dato un sacrista, è successo circa 9 anni fa questo, ha rubato la bicicletta a un ciclista, hanno scoperto questa cosa, sono andati lì a tirare, tutta rotta e alla fine è rimasto il pezzo dove c'è la valvola. E voi qua a Tiligu usate questo sistema? Sì, no, questo sistema, quel pezzo di camera d'aria gira tutto il paese. Lo stesso? Sì, però lo mettiamo a bollire ogni volta, Ah. Se ci sono animaletti già muoiono. No, devo dire, io non so consigliarla perché anche a me suona nuova questa. So. Sì, ma e poi non succede... No, non succede mai. Come faccio io a dirglielo a lui? Non lo so. Il bambino, il ragazzo, come è messo con la leva? Ah, già gli funziona, sto cadeballa.
Dico, ha assolto gli obblighi di leva e il militare, la visita l'ha fatta. Ah, la visita, sì, è stato a Sassari. Quindi non è andata a Calamosca? No, Oh. perché cosa c'è lì? E fa la seconda visita. Ah, Però, no, quella ancora è presto. però è risaputo che quando vanno a Calamosca i ragazzi tentano il primo approccio. Ma la camerata non gliela possiamo dare perché è di tutto il paese, capito? Non possiamo. Se vengono a scoprire una cosa del genere, guai. Ma io mi dispiace, non posso proprio aiutarla. Senta, piuttosto abbia pazienza, io vado di fretta. Io cerco questo Antonicao, se lei non mi può aiutare io vado. Antonicao, ma aspetti un po', di soprannome, qualche soprannome questo qui. Soprannome? No, non mi ricordo. Allora. Ma sì, certo, Sugoloru. Sugoloru? Sì. Ecco, di Cale d'un oraggio che di Cale. Si chiama Sugoloru? Sì. E me lo dice adesso? E lei come l'ha chiesto? Cioè... Ma porca miseria, sono io. Sugoloru. Oh, non è... Ma vabbè, poco male. Lei è Antonicao? Sono Antonicao. Ma 40 anni che non me lo chiamano più. Signor Cao, non vedevo l'ora di potergliela stringere. E io gliela volevo allargare, ma non fa. Ma veramente? Ma sa quanto l'ho cercata? Ma quanto? Ma veramente? Cioè, io sono Giuseppe Lai. Sono di Bademanna, no? E sono fresco di laurea. Sentivo questo odore, ho detto cosa sarà? Era lei fresco. No, dico, sono neodottore. Dottore? Sì. Io dottori ne conosco, però col neo non ne avevo mai visto. Dove ce l'ha? Che cosa? Il neo, cioè. Sono appena laureato all'Università di Roma. E cosa c'entra il neo allora? Lasci stare, io sono laureato in agraria. E cosa vuol dire agraria? Beh, in parole così povere significa che curo la terra in sostanza. Cura la terra? Sì, mi occupo... Di terre malate qui non ce ne sono, Beh. tutta zona tranquilla. Non direi perché io ho visto le sue terre e guardi, non se la prenda. Lei non me la dia e io vedo che non me la prendo. Non se la prenda, però le sue terre hanno bisogno di una mano d'aiuto. Perché lei non deve affidarsi solo alla natura, sa com'è, c'è la siccità, ci sono le... sono aride quelle terre. 8 anni che non piove, adesso è un disastro. Lo so, ecco, se lei mi mette alla prova, io posso vedere di darle una mano. Io conosco delle nuove tecniche, no? Io potrei lavorare per lei, insomma. Vorrebbe entrare a lavorare con me? Perché no? Io gli do 2 lire a settimana, gli basta. 2 lire mi sembra un po' pochino. Ma mezzo scorso che è nuda. Di più non gli posso dare. Vabbè. Perché c'ho altro personale. Va bene, le prendo. Se gliele do. Perché a volte se non sono contento non le do neanche. Gli do da mangiare pane e formaggio, quello che c'è, insomma. Va bene, mi sta bene. Dormire? Dormire può anche dormire se vuole, sì. Dico dove? Nella stalla, nella parte di dietro della vacca, perché davanti c'è mio figlio accozzato. Va bene, prendo anche quello. E con l'occasione magari se dormo con suo figlio, no? Se ho ben capito. Chissà che non entriamo. Come si chiama il ragazzo? Zizi. Ciao Zizi. Diventeremo amici. Volevo dire una cosa. Lei, siccome è nuovo, entra a lavorare qui, sì. Le donne di Tiligo le lasci perdere perché sono tutte una massa di... Urcaretà. Ma è sicuro? Guardi, lasci perdere, non ne serve neanche una. Ma guardi, per la verità io vengo a Tiligo anche per sistemarmi qui, perché c'è da uomo a uomo si può dire, no? C'è una donna per la quale nutro interesse. Le donne di Tiligo le lasci stare. E qui noi a Tiligo ci sposiamo tra parenti, è inutile che si metta a fare cose che non deve fare. Tra parenti? Sì. Incesto? Ma che in casa? Facciamo tutto in casa noi. No, non ha capito, cioè non è possibile tra parenti. Sì, mio nonno è sposato con mia nonna, mio babbo con mia mamma, mio zio con mia zia, altra zia che ho in Tilighetto è sposata con mio zio lo stesso. No. Siamo tutti incrociati tra parenti. Ma cosa c'entra? Io non ho mai visto un fratello sposato con la sorella. Mio fratello? No, con la sorella. Con la sorella del mio amico. Caro, per cortesia, avanti, su. Per cortesia. Lei deve lasciare stare un po' anche le donne. Vede suo figlio, per esempio. È bene così, per la casa. Adesso è il periodo più brutto, allontanati dalle donne, per favore. Adesso è il periodo che vanno in amore tutti, uomini, animali, tutti vanno in amore. Ho sentito l'asino anche lui in stamattina. amore? L'asino, guarda, è un disastro. Stamattina, come ha visto l'asina, ha incominciato. Cioè era un richiamo, capito? No. Sto cade balla, e mi via sta goa, esa soriglia.
Sì. E lei? L'asina mischietta faceva... Non riusciva a cantare da quando era innamorata. E quindi gli andava bene. Adesso tutta la natura va tutta quanta in amore. È un animale romantico anche l'asino, non sembrerebbe. L'usignolo stamattina ho sentito. Questo è un bel animale. In amore anche lui. In amore anche lui. E l'usignola? L'usignola va via da... È incredibile. Lei ha proprio ripreso proprio nel dettaglio questa espressione. Io vivo nella campagna. Vivere nella campagna, uno ci entra dentro. A lei piace la natura? Questa lasciala perdere. Ad esempio, l'anatra. Come fa? L'anatra, che carina lei. Lei gli dice al maschio come deve fare. Sì. Sì, gli dice qua, qua. E lui? E lui fa Qua, no, qua, 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 no, più in qua, 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 sì, qua, qua. La natura. I misteri della natura. porca miseria, ragazzi. Questa sconosciuta. Per esempio il rospo. Il rospo disinteressato. Sì. Sempre pagato. Crasa, crasa, crasa. Complimenti. Il grillo. Anche il grillo. Il grillo è bellissimo. Il grillo quando lo sentiamo che fa cri, Sì. cri, cri, molti credono che stia cantando. E invece? Invece sta facendo l'amore. Oh, no, canta. No, sta facendo l'amore. Cri, cri, c'è la ruginita. Il cavallo. Ah, anche il cavallo, sì. Che bello! Fa proprio così. Quando mai? Sì. No. Un animale simpaticissimo, il coniglio. E lui è così. Ero distratto, ero distratto. E sono 3 fotogrammi al secondo. Addirittura. Com'era? Ma questa è la prima volta. No, 7 volte lo fa. Ma lei è proprio uno che filma le cose proprio. Il passero, ad esempio. Anche il passero. Il passero è un animale, guardi, che se non l'avevo visto con i miei occhi non l'avrei visto. Questa è una cazzata. Sa che il passero quando si innamora ci passa 8 volte al giorno davanti alla sua passera. E come mai proprio così? Perché è per quello che si chiama passerotto. No, ma quando mai? Questa è una ragazzata. Cavolo, lei ha imbroccato una strada stasera. Certo. Comunque, in sostanza, in concreto, com'è il passero? Ma è indeciso anche, indeciso. Passerò, non passerò. Sono un po' nervoso questi giorni, mi è successo qualche cosa che non doveva succedere. Cosa è successo? Mi hanno rubato un agnello, il più bello che c'era. Davvero? Sì, mi hanno rubato un agnello stupendo. Il cane non se n'è accorto. Perché quando il ladro è di casa fa un segnale, quando il ladro è di fuori ne fa un altro. Davvero? Sì, quando il ladro è di fuori il cane abbaia e fa a destra. Sì. E quando è di casa? Quando è di casa invece fa 2 sese. Il cane. Il cane, sì. Scusi, ma che razza di cane è? È un cane di razza. No, dico, che razza, insomma. È pastore tedesco, però adesso ce l'ho tanti anni, è già diventato sardo, capisci tutto quello che gli diciamo. Ciccitta. 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 Chi è? Sono io, sono Peppeddu, affacciati. Chi è? Sono Giuseppe, Peppeddu, affacciati. Ciccitta. Chi è? Ma sono io, Giuseppe, non mi riconosci? Avanti, affacciati. Chi è? Ma scusi, ma non è Ciccitta? No, sono Cicciotta. Che cosa vuole lei? Mi perdoni, mi scusi. Brutto maleducato che non è altra cosa. Cosa vuole? Di venire a disturbare la gente che siamo dormiti? Mi scusi, forse ho sbagliato finestra. Vai via, maleducato caffone! Signora, non sono tutti No, addormentati. vai di piano lei che sono dormita. Signora, per gentilezza, scusi. Dico che non è altro andare a venire a disturbare. Non offenda, andando scusi. adesso. A me non c'è bisogno di offendere. Lei è maleducato perché Ma- siamo dormiti.
Signora, io rispetto l'anzianità, ma abbia pazienza, non si tratta la E gente... lei non deve andare a... Vabbè, le chiedo scusa. Di disturbare la gente che è con i cartellini. Signora, le chiedo scusa. Non chiede niente, vada via, imbecille Ma- se non è altro. Vabbè, che ne so, ma scusi, ma non è casa di lusso questa? Questa è casa di lusso, però non vada via. Ma mi dia la possibilità di presentarmi. Non mi interessa niente chi è. Potrà almeno dire che questo signore ha disturbato, tal dei tali. Lei sta disturbando, si vede che c'è una faccia di tal taglio, vada via. Beh, signore, io per correttezza mi presento lo stesso. Sono Giuseppe Lai, Piacere che cagno destra che sinistra non posso, vada via. sono di Bademanna. E io sono di Sugoro Savurca, vada via. Signore, sono dottore. E io, cos'è? Sono dottore. Cosa? Sono dottore. Do? Dottore! Ah, dottore. Eh, Dottore. Mi scusi, dottore. Sa, al buio? Sì, Mi figlio. scusi tanto. Sembrava un infermiere visto da qui, sa. Non l'ho fatto apposta, mi scusi. L'oscurità gioca brutti scherzi, signore. Lo so, ho avuto una nipote al buio è rimasta incinta, mischinetto. Vabbè, esageriamo. Questo buio ne fa di tutti i colori, eh? Sì. E dove sta andando, dottore, così? Ma dicevo, ecco, passeggiavo, ho detto questa è casa di Cicita e mi sa che prova a salutarla. Sì, signore, io avrei voluto cantare una serenata, ma se Cicita non c'è, a chi la canto? È vero. Lei- Poi se ne proprio quelli del vicinato. Sì. Lei ha mai ricevuto serenate da ragazzina? Quando ero giovane, quando ero ragazzina, veniva questo ragazzo, era alto, Sì. veniva lì con questa voce, guarda, faceva veramente schifo. E lui cantava e io cioè, non sapevo cosa dire, il mio babbo mi si affacciava e gli tirava questo urinale in testa. Vasi da no, per quei vasi che adesso i vasi sono tutti piccoli, sa, poi a volte no. Che manesco. No, prendevo questo vaso grande, ci stava almeno 10 kg di roba dentro. Mamma. Glielo lanciava in testa, tutto pieno di cacca se non andavo via questo ragazzo, mischinetto. È diventato poi suo marito? No, era tutto pieno di mosche, non si vedeva neanche nella strada. Vabbè, insomma, poco male. Insomma. Lei è vedova del primo marito? Sì, del primo marito sono vedovo, il secondo invece se n'è andato. Come? Mi ha lasciato, Se n'è... scappato, si chiamava Giovanni Scappai. E come mai? E così se ne andai. Ma Che cosa ci potrei fare? forse non era l'uomo giusto per lei, signora? No, già era giusto, come altezza ci arrivava No, bene. dico, probabilmente non vi intendevate, insomma. No, sa cos'è? Che noi donne quando ci sposiamo Sì. ci lasciamo andare. Ha visto che sa. E sa, prima lui ritornava a casa, mi trovava con la barba fatta, tutte queste cose qua. Un giorno è venuto lì, mi ha trovato coi baffi e mi ha detto, capito, se n'è andato così. Signora, anche lei però, insomma, poteva stare un po' più attenta, insomma. Sai, Non è che un uomo è sposato e è poi... che non arrivano le lamette in tempo in questo paese, capisci? Vabbè, mi dispiace, signora, è andata così. Cicita è mia figliastra. Ah, lei è la... Sono la matrigna, sì. La matrigna. Sono io che sgobbo qui dalla matrigna la sera. No, non sapevo che avesse una matrigna. E non gliel'ha detto. No, infatti. Allora no. vi vedete poco, vero? Oppure quanto vi vedete? Ma veramente, fino adesso ci siamo visti pochino, signora. Ah. Ma Cicita dov'è? A Cicita è andata a fare salsicce in una casa qui vicino. Ah, Siccome avanti di sera c'era un signore che stava picchiando il figlio, ha dato uno schiaffo, anziché prendere il figlio ha preso il maiale e è morto il maiale. Maiale di 80 kg, peccato. 80... Sì. E Cicita tarderà? Non lo so, dipende da quanto è lunga la salsiccia. È una brava ragazza. Cicita è una ragazza scalpestrata, dottore. Come? È una ragazza con la testa a posto. No, è sempre spettinata. La deve lasciare perdere. Lei deve sposare con una... Io ho una figlia di sangue, vera. Ah sì? Sì. Chi è? Si chiama Peppa. Ah, come me! Peppa e Peppe. Se vi sposate fate i pepinetti. È vero? Che simpatica. È una bella ragazza, la vede, c'ha quasi tutti i capelli. Ah, È simpaticissima. carina. Senta, e nell'aspetto generale com'è? Nell'aspetto aspetta sempre ma non vede nessuno a prenderla. No, non mi fraintendo. Dico com'è come ragazza. Come ragazza è carina, è come bicicletta che non funziona. Cioè. Signora, me la descriva un po'. Si è messo i denti da poco. Ah. Gliene hanno messo 9 sopra e 13 sotto. Solo che gliel'hanno sbagliato, gliel'hanno messo quelli davanti e di dietro. Sembra un pesce cane, se la vede. Mastica coi denti davanti e ingoia con quelli di dietro. Se vi sposate un giorno che lei non può masticare, gliela mastica lei la roba. È una fortuna. Che per dire, quando mastica sembra un trita carne. Deve essere carina, signora. Sì. Mi perdoni se sorrido. Mancare si squarte, non fa niente.
proprio simpatica, eh. Senta, e quanti anni ha la ragazza? 42. Però molto carina, molto carina. Ho capito. Me la descriva meglio, gli occhi? Ce li ha. Dico il taglio, signor. Il taglio a mandorla. Ah, bellina, come Sì. cenesine così. Sì. No, e il colore? Il nocciola. E la carnagione? Pistacchio. Sembra un torrone. È veramente carina. Perché non se la sposa? Ma non so, signora, il cuore mi dice che forse... Comunque guarda, una cosa che c'ha di bello non è toccata. Non... Cioè lei ha quell'età e non è stata neanche sferrata, è come l'anguria. Cioè? Come le vicine cose, si sferra subito. Signora, lei intende dire che è intonsa? Tonta però già se la sa cavare. Signora, almeno è colta? Sì, sta studiando a San Mogheo, studia tappeto. Ah, tappeto? Sì, tappeto, te lo infilo e te lo metto. Sì. Vabbè, signora, non lo so, ma io continuo a essere percicita. Davvero? Sì. E come mai questo... Non lo so, non me ne voglia. E lei non me ne dia, io non me ne voglio. Non so cosa dire. Comunque è stato un piacere conoscerla. Davvero, veramente. Sì. E come va col delusso, signora? Bene? Sta bene? Non mi posso lamentare. Va tutto bene allora. No, non mi posso lamentare perché se mi lamento mi spacca la testa. Adesso stiamo un po' tranquillamente perché è arrivata la camera d'aria avanti ieri. No. Sì. Anche voi? Per cui ci aspetta 15 giorni e 15 giorni lo usiamo. Vabbè, ma la vostra età che problemi avete? Dico? Sì, è fermato zolfo, bisogna stare attenti. Vabbè. Oh, sei stato bene voi, complimenti. E quindi avete ancora un'attività... Sì, a una signora gli è nato un bambino portiere. Col? Un bambino portiere. Sono fermato zoffo. Signora, ho capito. È una cazzata, Io non so. Senta, signora, è stato un piacere conoscerla. Io vorrei rendermi utile per lei, far qualcos'altro. E cosa vuol fare? Entri dentro. No, per carità, c'è il delusso. Ti persa la camera d'aria in un attimo. No, non lo farei mai, signora. Davvero? No, per carità. La mettiamo a bollire un attimo. No. Signora, il fatto è che io vorrei fare qualcosa. Io sono laureato in agraria. Laureato? In agraria. Ah, Non so, lei ha un giardino? Sì, c'ho un giardinetto. Ah, bene, ha pianta da frutto? Sì, c'ho piricocco. No. Sì. Davvero? Sì, piricocco. Lei ha un'albicocca? Sì. Ma lo sa che io, la mia tesi di laurea è sull'albicocca? Davvero, quindi è piricocchista. Sono esperto di albicocca. Davvero? Non si direbbe. No, io guardandolo così non lo direi, però ormai devo dirlo. Guardi signora, non per vantarmi, ma come tratto l'albicocca io? Poca gente. Davvero? Sì. Lei vuole che le curi la sua albicocca? No, è già sana, è sana. Però se la vuole visitare, il giardino è aperto. Signora, non sia prevenuta. No, per carità. È sana ma si può migliorare. Lei vedrà che dopo il mio trattamento le sembrerà come nuova. Davvero? Sì, rifiorirà proprio, molto di più. Avrei bisogno di una chiusura al lampo, Signora. Cosa c'è? Chiusura. Mi è venuta adesso, scusa. Signora, senta, facciamo una cosa, signora. Sì. Senta, io gliela voglio curare. Domattina, alla luce del sole. Ah, e perché non viene adesso? No, adesso non ce la farei. Adesso è calda, sa. Non ce la farei, signora. Davvero? Domattina, alla luce del sole, a che ora arrivo? Anche prima, venga. Io arrivo, è periodo, adesso si può benissimo innestare. Facciamo un innesto. Ecco, l'innesto va bene. Io porto le forbici, lei prepari il tronco. No, lei porta il tronco e io preparo la gemma. Va bene? Vabbè, ci arrangeremo domani. Certo. Con l'occasione dopo, poto. Se non puoi tu, poto io, va bene? Simpaticissimo. Signora, è stato un piacere. Arriverella. Stiamo bene. Mancani squartere, arrivederci. Buonasera. Mi saluti il suo marito. Mi saluti sua mamma. Io la canto, Sì, la canti. Ah, guarda un po' questi.
Ma che cos'è successo? Ma gli sembra questo allora di venire a cantare le canzoni alla gente? Qui la gente dorme. Ma da dove sta arrivando? Lei di dov'è? E sono di fuori. Albanese. Ma no, ma sono di Bademanna. Scusi, lei viene qua. Vabbè, ho capito, lei sarebbe quello Pepeddu. Sì, lavoro per Cau. Lo so, lavora per caso. Lei sta facendo troppo il furfantello qui. Il furfantello? Si sta comportando male. Quella ragazza lo sa che Cao ci teneva molto. Ma per quale motivo gli prende la ragazza? Ma si può sapere per quale motivo gli prende la ragazza? Lei? Ma Cau è un uomo di 50 anni e oltre. 50 anni oltre, ma lei non sa quello che riesce a fare quello là. Ma via, ma insomma lei chi è? Scusi, d'altra parte, cosa le debbo? Io sono il maggiore service dei carabinieri Cavallo. Lo vuole capire o non lo vuole capire? Va! Ma scusi, Arizzo! ma lei è in borghese? Sì, sono in borghese, beh. E come pretende che la riconosca? Dalla puzza del cavallo non si sente. Ma è possibile? Maggiore, abbia pazienza, io no, ma che regole ho infranto? Non Patente e libretto, forza. E che cos'è? Ah, è vero. Siamo nel 1909. Eppure un giorno ci saranno qui, fra 100 anni ci saranno le patenti, ci saranno i libretti, ci saranno i bolli, ci sarà la benzina, ci sarà il petrolio, tutti andranno verso il petrolio, ci saranno le guerre, ci sarà una guerra chiamata guerra del Golfo che verrà combattuta in canottiera. Ci sarà uno chiamato Saddam Hussein che verrà investito da un autobus. Sarà un periodo chi la vuole croata e chi la vuole curda. Ma scusi, ma lei vede e prevede? E allora, sono il vostro Adamo se non ve ne accorgete, ma insomma. Mi scusi, ma lei è il maggiore Serpis? Sì. Il famoso maggiore Serpis! Ma lo sa che la sua fama ha varcato i confini di Tilicu? È arrivato persino a Bademanna. E lei, dicono di lei a Bademanna che sia un uomo, un avventuriero, un uomo che affronta i casi più disperati con molta naturalezza. Vabbè, non c'è bisogno di continuare a allungare, tanto la multa la paga ugualmente, non me ne frega niente. Ma non dicevo per questo. Ma perché sta prendendo? Ma no, è veramente per esternarle tutta la mia simpatia. Maggiore. Giovanotto, lei deve capire che ormai le serenate non si fanno più. E perché? Perché la donna va conquistata diversamente. E come? La donna va presa sotto braccio, si fa a passeggio e si raccontano barzellette sul sesso. Davvero? Sì, la donna con la barzelletta sul sesso si eccita. Ma è sicuro? Come è sicuro? Se glielo dico io, perché cavolo glielo dovrei dire? Lei me ne può raccontare qualcuna? Sì. Ad esempio c'è il pomodoro che vede la pomodoro e dice: cara, andiamo a fare un cirio? E beh? E beh, com'è beh? E lei risponde: no, stiamo in casa. Non hai capito? No. Vabbè, stai attento, ma è possibile che non hai capito? Io forse non sono sintonizzato. Non so, vado avanti, Maggiore, io che adesso forse non. A un certo punto la pomodoro vede il pomodoro distratto e gli dice: senti un po', Modoro. Ketchup. Adesso ho capito. Ti vedo un po' distratto. A cosa stai pensando? Dice: mi sto concentrando. Lui dice: ma a cosa pensi? Al mio passato. Non mi hai più baciato. Tu non mi vuoi bene. E lei gli dice: to, matto, conserva. Carina, eh? Carina, vero? Molto carina. Molto. Allora se la porta in una cantina. Sì. Una cantina dove c'è una bella stanza e c'è una radio accesa. Andiamo sullo scabroso. E c'è una pubblicità sui pomodori. Non fatevi impotingare come pomodori. C'è la pubblicità, capito? Non restateci secchi quando vi dicono qualche cosa. Pomodoro, capito? che simpatico. Dice: attenzione, dice, un pomodoro verso i capelli, è diventato pelato. E questa è la pubblicità che c'è in quella radio. Finisce tutta la questione, il pomodoro si porta la pomodoro dentro una stanza. Qui veniamo a. E c'è una poltrona. Sì. Lui la mette per terra e lì si cosa- mettono a fare il sugo. E gli dice: cara, ti piace così o pommi? Carina. Carina, molto, molto carina. Quando hanno finito a un certo punto lei dice: caro, ti devo dare proprio ragione, mi hai dato veramente una bella passata verace. Non te lo aspettavi? No, è incredibile. Ma dove le trova? Nell'orto.
Scusi. Ma lei è un carabiniere? Certo, da oggi le barzellette andranno buttate tutte sopra la polizia. Ah, questa è una rivoluzione. Certo. Oh, Perché finalmente. adesso basta, i miei carabinieri sono stufi. Sì. Sono stufi di sentirsi addosso le barzellette. Ma ne vuol sentire una contro la polizia? Come no? Allora noi c'è siamo un poliziotto, c'è un capo della polizia che dice a uno dei suoi poliziotti: senti un po', Calogero, vai a Sanremo e fissami una villetta per 3 mesi. Sì. Oh, questo è andato lì, è rimasto 2 mesi e mezzo così, fissando la villetta. No. Sì, un carabiniere non l'avrebbe fatto. Certo. Perché non l'avrebbe capito. È cattivella, eh? È cattivella, se ne meritano anche di più. Sono d'accordo, perché i carabinieri hanno sopportato per 50 anni, hanno sopportato. Adesso faremo un libro scritto proprio contro la polizia. Bravo, complimenti. Cosa fa? Glielo rido così. Andiamo a sentire un'altra. Sì. Dunque, guarda, stai attento. C'è un poliziotto che sta facendo il piantone davanti alla sua caserma. Sì. A un certo punto arriva il carro dell'immondezza. Sì. Scende dal carro l'immondezzista, si avvicina alla porta della caserma e chiede al poliziotto: senta, ne avete immondizia? Il poliziotto dice: aspetti che controllo dentro. Va dentro, controlla, viene fuori e dice: sì, per oggi ne abbiamo, torni domani. No, non è possibile. Un carabiniere una figura del genere non l'avrebbe fatto, mi avrebbe detto: me ne lascia almeno 20 kg, va. Lei ce l'ha con i poliziotti, eh? No, io non è che ce l'ho, bisogna distruggerli, ve lo dico io. Perché allora le barzellette non vengono raccontate? Vabbè, stiamo iniziando, dico. Bisogna iniziare, bisogna sfasciare tutto qua. Ne racconti un'altra. Una. Questo mi fa ridere. Dunque stia attento. Una volta stavo camminando col mio carro. Sì. Mi fermo davanti alla giornaleria con i miei cavalli, scendo dal mio carro, vado per andare nella giornaleria e il poliziotto mi dice: giovanotto, guardi che lì la carrozza ferma non può stare. E gli ho detto: poliziotto, me la dondoli un po' finché ritorno. E lui c'è cascato. Sì, c'è cascato. È incredibile, è rimasto là. È rimasto là. No. L'ha aiutato un mio carabiniere. Sì. Ma no, ma però... Me ne inventi una anche lei, dai. Sui poliziotti? Dai, Posso? Guarda, se me la dici bella neanche la multa ti metto. Senta questa. Siamo nell'ufficio del comandante di polizia. È brutto però, non mi piace. No, ok, in senso metaforico. Ah, no? beh, credevo fosse questo. No, e c'è il comandante e il suo subalterno. Allora il comandante chiede: Calogero, per gentilezza, mi puoi accendere la luce? Carina, complimenti. Non è finita. Ah, non è finito. Maggiore, calmo. Allora, e il Calogero dice: certo, signor comandante. Si avvicina all'interruttore e comincia. Tac, 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 accendi, spegni, accendi, spegni, accendi, spegni, accendi, spegni. Calogero! Il comandante: ma cosa fai? E dice: signor comandante, qua ci sta scritto 220 volt. Un carabiniere si sarebbe accorto dopo 20 volte almeno. Invece quello è andato alla fine. Complimenti, non ti metto la multa. Molto, molto gentile. Sì, ascolti, volevo dire una cosa. Ma come mai si raccontano le barzellette sui carabinieri, sui poliziotti e mai nessuno che ne racconti sulla Guardia di Finanza? Dai, ti fa pagare l'IVA. Io la ringrazio comunque, Maggiore. Non c'è di che. Senta, me ne racconti una di quelle che farebbero proprio sganasciare dalle risate una donna? Cosa succede? Cosa c'è? Cosa c'è? Racconti. Mi ricordo la risata ma non mi ricordo la barzelletta. Maggiore, io la ringrazio infinitamente. Non c'è di che. È stato un piacere conoscerla. Senta, se vuole fare una serenata, lei mi chiami, io mi presto. Ah, si presta? Sì. Ah, quindi devo restituirla? No, perché? Perché sennò è vuoto a perdere. Questi disgraziati, ma è possibile che a queste ore vengano a disturbare sempre la gente? Non è possibile. Basta, Finichela! Finichela, no! Maleducati che non siete altri, brutti caffoni imbecilli. Ma è mai possibile che davanti alla chiesa devono esistere queste cose?
Io sono veramente mortificato. Lei è mortificato. Mi dispiace. Porgo tutte È le lei che li stava istigando a giocare. Ma no, io stavo arbitrando e basta. Che non si gioca all'amore davanti alla chiesa. È vero. Io ho conosciuto gente che si è persa giocando all'amore. Si sono rovinati, uno ha perso 4 galline e 2 canottieri. Vabbè, ma allora Non si gioca così all'amore. non si gioca così. Quando ero giovane io sapevo giocare. Davvero? Sì, provi, dai. Veloce, veloce! Che veloce, veloce! Ci vuole stile giocando. E lei è un campione. Certo. Ma io dico, adesso stiamo vicini alla festa, adesso c'è la festa di Sant'Ilico, ma è possibile che non vi viene in mente di andare al catechismo? Ma stavamo giusto pensando di andare, ci credo Don Bacchis, veramente. Ah, stavate pensando di andare, giocando alla morra, Ma pensando di andare. Ragazzi, svegliatevi, non solo ho dormito io, No, ricordatevelo. Li stavo richiamando all'ordine perché, dicevo appunto, sta per iniziare la funzione, andiamo, prima che... Mi dispiace per lei, giovanotto, io non la credo tanto. Ecco, piuttosto Don Bacchis, lei avrà saputo che Antoni Cao è presidente del comitato, sì? Sì, ho saputo. Ecco, ha proposto un programma. Ma io questo ragazzo lo conosco da tanti anni e sa, gli è morta la moglie, cosa vuole? Vedo. Adesso mi ha chiesto di fare il presidente, ho detto fai il presidente. Sì, no, però si è comportato bene. Devo dire che ha tentato un giochino. Ah. Però io, siccome lì ho collaborato... Che giochino ha tentato? Ma le spiego, io ho pensato a lei. Lui ha proposto uno spettacolo che io ho categoricamente bocciato. Perché ho detto Don Bacchis non permetterà mai. Che cosa è successo? Voleva portare delle ragazze brasiliane, quelle che arrivano col gonnellino, tutte con abiti. E lei si è di sci. opposto. Ho detto giammai le brasiliane entreranno a Tiligu. Senta, lei quanto tempo c'è qui a Tilico? Ci sono un mese e mezzo. Ecco, in un mese e mezzo lei non si deve prendere queste prerogative. Capito? Le brasiliane le doveva lasciare portare, e lei che cosa gliene frega? Ma stiamo scherzando. Io ho pensato che sarebbe stato uno sconcio. No, lei si faccia gli affari suoi, giovanotto. Me la vedo io con lui, col Cao. Ma stiamo scherzando. Brasiliani a Tilico è un grande avvenimento. Diventava difficile pensare anche all'ubicazione del palco. Al palco andavo io alla piazza, giovanotto. Ma Piazza di Chiesa? Piazza di Chiesa. Con le brasiliane? Cioè, ma cos'è, annata di zecche quest'anno? No, perché? Mi viene da grattare in continuazione. Vabbè, comunque le brasiliane non potranno venire ormai. D'altra parte non c'era neanche posto per ospitarle. No, per ospitarle le avrei ospitati io. Ho un porticato, comunque lasciamo perdere. Vabbè, Io invece sto organizzando per la festa di Tilico, indovinate che cosa? Qualcosa sicuramente di innovativo. Sì, faremo per i giovani gare di catechismo. E si vincerà un viaggio a Lourdes. Per gli anziani invece gare di rosario. E ci sarà un viaggio a Medjugorje, che io li prendo in giro agli anziani, ho detto mangiare cicconi. Carino, è bene. molto carino. Carino, Lei è bene. simpaticissimo, Grazie Don anche a Bacchis. lei. Che uomo simpatico, veramente. A proposito di simpatia e di ridere, sa chi verrà per la serata clou? No, non lo so, non mi sono informato. Per di il giorno niente. più importante viene Benito Urgu. Oddio. Oddio, no, no. Acqua, portate acqua! Ma che acqua, vernaccia, cos'acqua? Oh, stiamo scherzando. Oh. Io lo so che è stato un colpo per lei. Ho cercato. Speriamo che non dica parolacce con lui, perché una volta Sì. ha detto cacca. È uscito l'odore su tutta la piazza piena di mosche. No, ma comunque è una pecorella smarrita. Eh. Si dice che sia blasfemo. Bah. Io direi che bisogna dargli una chance, almeno una. Vabbè, lasciamo andare. D'altra parte chi potevo proporre? Io non conosco nessuno che racconta barzellette. Le avrei potute raccontare io. Davvero? Sì, io racconto barzellette. Quando ero in seminario raccontavo sempre barzellette. Se ne ricorda qualcuna? Sì, me ne ricordo, ma sentire una. Sì. Venite vicino. Dunque, una volta ci fu un giovanotto che voleva confessarsi e chiese al suo padre: padre, sono pieno di peccati, voglio sgravarmi, perché non mi confessa? Padre dice: figliolo, vieni in chiesa, giocati, che peccati hai fatto? E questo comincia a sfoderare: peccati sporchissimi, peccati ultramortali. Il parroco non ebbe più la forza di ascoltarlo, disse: figliolo, fuori di qui, vai. Dice: ma io voglio la soluzione. La tua soluzione l'avrai in questo modo: i soldi che avrai in tasca li darai alla prima persona che incontri, e così tu sarai assolto dai peccati. Questo esce dalla chiesa, cammina
A un certo punto incontra una donna e dice: signora, questi soldi solo per lei. Erano 2 lire. E la signora disse: 2 lire sono poche. E disse: ma il parroco mi ha detto di darle 2 lire. Per il parroco vanno bene 2 lire perché lui è cliente vecchio. Carino, carino, Ma che bellina! carino, No, ma carino, favore, Don Bacchis! Ma ride, non rida! Perché? Ma lei l'ha capita la barzelletta? Cioè, era una signora che aveva un negozio e che lui gli faceva, no? Don Bacchis non la racconti più! Perché? Ma perché una barzelletta che ha uno negozio, lo so io cos'era, lasci stare, la dimentichi lei. Oh, vabbè. Lei rischia la scomunica. Vabbè. E qua ci si mette l'arcivescovado. Io che cosa ne so? Che a me mi fa ridere. Vabbè, io lo capisco. Senta, Don Bacchis, prima di andare in chiesa, le posso rubare solo 30 secondi? Cosa c'è? Io ho bisogno di scaricare un peso. Cosa ho mangiato? È un qualcosa che mi rode dentro, capito? Ah, ho capito. Ho bisogno di confidarmi con una persona di fiducia, come lei. Io vedo che lei è un uomo discreto e riservato. Sì, cosa c'è? Ecco, il problema è questo. Venga qua. Ho un nodo alla gola, non riesco neanche a parlare. C'ho la bocca amara in questi giorni. Vabbè. Cosa c'è, ragazzi? Scusate. Date via. La gente del paese è così. Date, figliolo, dai. Sciù, sabudda, sciù. Senta, non è che lei ha una caramella, perché non riesco proprio... Ma come mai caramella? In questo periodo mi vanno le cose dolci. Lei ha bisogno di affetto, giovanotto. La mancanza di caramelle, le cose dolci è sempre mancanza di affetto. Davvero? Sì. Invece quando uno mangia molto salumi, mortadella, quella roba lì è mancanza di affettato. Diverso. Davvero? Sì. Cioè io c'era un periodo che bevevo molti cappuccini. Allora? Mancanza di suore. Questa è la cazzata, È blasfemo. Può essere blasfemo? Ho capito. Mi scusi. Prego. Senta, Don Bacchis, il discorso è questo. Sì. Lei sa che tra me e Cicita c'è del tenero. C'è del tenero, giovanotto. Cao si lamenta con tutti di questo. Lo so, ma Cao dovrà pur rinunciare. Insomma. Sentiamo cos'è. Il fatto è che l'altra notte ci siamo incontrati e lei capisce. Con chi? Con Cicita. Ah, lei è Cicita di notte. Di notte al buio. E cosa è successo? Adesso glielo dico. Non abbiamo. Lei capisce, un uomo e una donna soli al buio. Io mi sono sentito, non so, mi girava tutto attorno. Lo credo. E cosa è successo? Mi sono sentito prendere da un calore che mi veniva su dai piedi e poi per tutto il corpo. E vedevo che anche lei ansimava. E poi? Poi lei sudava, io sudavo. Ci siamo avvinghiati. E È stato poi? troppo forte il richiamo della carne. Ho saputo che la carne è aumentata, ma lo sapevo di queste cose. Ci siamo fatti travolgere dai sensi, ha capito? Oddio. E io l'ho presa. Io ho colto quel giglio. Oddio, ho colto quel giglio. Sì. E l'ha fatto diventare un girasole, è vero. Lei era una bambina indifesa. E quindi si è sentito il dovere di andare all'attacco. Figliolo. Ma il peggio è che ho paura perché senza nessuna precauzione, capito? E cioè, dica. Cioè è successo in una maniera così violenta che non abbiamo capito niente, siamo lasciati andare, capito? Abbiamo consumato completamente. Oddio, senza la camera d'aria. Giovanotto, cosa mi combina? Lo sa che lei deve aspettare, giovanotto. Porca miseria, non è possibile. Se lo sa, spostatevi, andate via di là, fate la cortesia, che forse è rimasta incinta, lo sapete. Allontanatevi, dai, andate via, forse è rimasta incinta. L'altra notte, così, solo della gente qua, solo ficchetti. Meno male che questo segreto è riposto in uno scrigno con lei. Io mi sento molto... Lei non sa quante volte io sto confessando, vengono lì, mi vogliono dire delle cose, dico silenzio! E vado via subito. Non vuole... Guarda cosa ha fatto, tutte via da là. Adesso mi sento più tranquillo perché l'ho detto a qualcuno, e l'ho detto alla persona giusta. Certo, io sono una tomba, guarda. Sì, cosa posso fare per rimediare, Don Bacchis? Adesso la cameriera c'è la lusso. Sì, è vero, la deluso. Tutte le volte che entri in quella casa viene fuori con 2 pezzette nuove. Sempre. E come mai? E il marito è come un riccio. Ma non è fastidioso? A volte si fanno i dispetti. Sì. A uno gli hanno mollato il nodo, gli sono nati 4 figli.
In un'altra casa è nato un bambino col cappelletto in mano. E come l'hanno chiamato? Copertone. Vabbè, ma Disastro, disastro. che cosa posso fare, Don Bacchi? Si Don deve Barozzi. sedere. Guardi, io le dico una cosa. Lei a questa ragazza gli vuol bene, vero? Sì. Ecco, la vuole sposare. Sì, anche se E in queste allora condizioni. tutto si mette a posto, E non si preoccupa. Cosa fa? Lei vada, la rincontri, Di nuovo? si prende il sicuro. Cioè? Si prende il sicuro, e se non è incinta. E cosa faccio? Che orecchie belle. Da giuile è mancato un anzone, l'han severato e Michele l'han furato, l'han severato e Michele l'han furato, l'han severato. Che l'han furato che è troppo bello, che l'han furato che è buono il rassù, che l'han furato che è buono il rassù, che l'han furato. Che l'ha toccato un fimmano anzena, per giocare e non l'ha avvertito. Oh la 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 boi li bambala, oh la 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 boi zanzombalam balali bambalam balali bambalam boi li bambalam boi zanzom. Che gusto ha fatto con lo scarso gioco, proprio poco sono andato approfittato, proprio poco sono andato approfittato, proprio poco. Che era toccato con lo scarso loco, che era forato saltato a suo muro, a così poco l'attacca a culo, a così poco. Da giuile è mancato un anzone, l'ha severata e Michele l'ha forato. Oh la 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 boi li bambala, oh la 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 boi zanzombalam balalim bambalam balalim bambalam boi lim bambalam boi zanzo. Oh la 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 boi lim bambala, oh la 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 boi zanzo. Sanzo. Ciao mamma. Ciao una cipolla, dove eri? Ero giù. Giù dove? Lì. Guarda, non dire bugie a mamma, dai. Dove eri? Ero lì. E dilli la verità a mamma. Mamma è un'amica, lo sai che mamma è un'amica. Sì, ma ero lì. Lì dove? Giù. Giù eri con quell'amica amico? Amica. Di con chi eri, dillo. Con un'amica. E di la verità, mamma, non ti fa niente, mamma, dai. Vabbè, ero con Giuseppe. Con Giuseppe. Vedi, se gliel'avevi detto prima, mamma ti avrebbe picchiato. Prima ti avrebbe picchiato. Prima ti avrebbe picchiato, ok? Non si va con Pepe. E cosa ci facevi? Cosa ti stava facendo quello là? Cos'è che ti stava facendo? L'ho sentito io che stava cantando la serenata, vero? Digli che se la va a fare da un'altra parte, la Renata se lo fa da un'altra parte. Per disgraziato. Disgraziato, stammi a letto. Faccio vedere io a te. Disgraziato. Faccio vedere io. Che mi fanno male queste cose.